Benissimo, allora ci attrezziamo per scambiarci le osservazioni e le domande. Qui Venezia mi pare sia pronta, abbiamo Michela da un lato e dei portavoce di gruppi di discussione che si erano così costituiti in base al posto, diciamo, no? Ecco. Allora riporto le considerazioni che sono emerse lì in fondo alla classe. Dunque la revisione è assolutamente una costante ogni qualvolta si fa eseguire un compito di scrittura, e questa attività di revisione viene data sia da fare in classe sia da fare a casa. Le modalità in classe possono essere anche, sì, certo, docente, studente, ma anche compagno-compagno, non in termini di penna rossa che segna l'errore, ma in termini di consigli e suggerimenti per il miglioramento del testo. Per far correggere o meglio intensificare la capacità di riconoscimento dell'errore, anche secondo loro è molto buono lo spunto di proiettare, far vedere, adesso attraverso le LIM è possibile farlo, un collage di testi prodotti dai ragazzi, ma anche testi selezionati ad hoc, e far riconoscere gli errori alla classe stessa. Spero di aver riassunto al meglio. Se ho tralasciato qualcosa vi invito a venire qui. C'è qualche altro gruppo? Allora, noi ci siamo confrontati su quello che facciamo in classe e era emersa questa domanda. Un'attività su cui ci siamo trovati a discutere è questa: far leggere i testi ai ragazzi in classe, i testi prodotti. Dopo l'ora di scrittura i ragazzi producono a casa, poi riportano la settimana successiva e leggono. E questo è un modo per confrontarsi, confrontare le scritture degli altri, avere degli esempi di scrittura, però questo pone anche dei limiti. Ed era su questo che ci interrogavamo. Spesso gli altri compagni, quando ascoltano questo tipo di letture, si annoiano e pensano ai fatti loro e si distraggono. Per cui quanto è utile, quanto non lo è, sfuggono, diceva il collega, gli errori ortografici, perché noi naturalmente su quelli si va oltre, perché non si vedono, non si sentono, insomma, non è facile sempre interrompere ad ogni secondo la lettura. E quindi ecco, su questo magari chiediamo una risposta. E poi sulla seconda domanda, dovendo progettare un'unità di apprendimento, come potremo fare? Pensavamo ad un laboratorio di scrittura che preveda anche la revisione da parte dei ragazzi, magari cooperativa, in forma cooperativa. Ecco, così con la matita e senza penna rossa possano correggersi a vicenda. Benissimo. C'è qualche altra domanda qui a Venezia? C'era un fervore prima e adesso? Forza. Allora, tra le considerazioni che sono emerse c'era sicuramente l'importanza di lavorare su semilavorati o comunque su porzioni molto brevi di testo. Prego. La prima parte, non ho capito, proprio mi ero distratta. Prego. Chiedo scusa, se puoi iniziare. No, dicevo, avevo solo introdotto la cosa. Abbiamo rilevato come sia importante lavorare su porzioni piccole di testo, su testi brevi, anche perché pensiamo che forse sia importante per la motivazione rendere visibili i miglioramenti. Cioè, se vedo che un testo migliora con quella procedura, allora forse mi convinco che serva, visto il problema della percezione di inutilità faticosa di questo compito. Quello che mi domando invece adesso è come lavorare su testi ampi e quindi su coerenza e organizzazione testuale, che sono cose che spesso sono molto difficili per i ragazzi, cioè almeno quello che vedo arrivare in prima media è il concepire il testo come un flusso ed è proprio difficile lavorare sulla coerenza generale anche su testi lunghi. Ecco. Ok. Bene, ecco c'è un'altra richiesta.
Sì, la difficoltà che si incontra maggiormente è che quando si insegnano le pratiche di revisione, poi non sono, come dire, parte integrante della scrittura successiva del ragazzo, cioè o si obbligano in qualche modo e comunque non sono tutti, o diciamo di un 20-25, uno o due seguono quella che è la pratica che è stata insegnata. Quindi questo è un limite enorme. Ok, bene, allora io tento la risposta, mi pare che Venezia, Rovigo ci scrive, anche loro hanno ragionato molto sulla importanza della cooperazione e della ricorsività degli interventi. Non so, gli altri poli, nulla. Bene, allora mi pare che possiamo partire dall'ultima considerazione, perché ritorna anche con Rovigo, no? È proprio qui la questione, è proprio qui il problema. La classe reale è una classe che ritorna nell'errore. Perché? Perché il processo è complesso. Perché di certi errori non c'è consapevolezza. Perché la revisione ha una fatica in sé. Allora, l'idea della ricorsività, come ci viene suggerita dai colleghi di Rovigo, è quella che io lancio anche a voi. Cioè, non basta, per esempio, dedicare spazio alla revisione del testo quando si consegnano gli elaborati. Quello è di prassi, ma occorre dare anche spazio ad una unità di apprendimento destinata appositamente alla revisione. D'accordo? Ritornerà l'errore, ma occorre la ricorsività in forme diverse. Posso lavorare sulla revisione anche quando faccio grammatica. Anzi, dovrei partire per coerenza dalla pratica, dalla produzione stessa degli allievi, innescare quella riflessione sul testo, la riflessione che mi porta ad una grammatica esplicita. Isolo la regola. Quindi, come l'altra volta scherzosamente avevo detto, non demordere, d'accordo? Lo ripeto, ma con lucidità, diciamo, non è una battuta, no? Non demordere, proprio perché il processo è complesso. Anzi, la ricerca mi dice che la capacità di revisione gestita con una certa autonomia si riscontra maggiormente nei ragazzi di 14-15 anni, quindi livello di scuola secondaria. Perché questo? Perché c'è più consapevolezza del testo, perché c'è anche un'esperienza più lunga di testi, di letture, di esempi di buona scrittura, di strutture testuali, per cui quasi un apprendimento per imitazione, per osmosi, oltre che un apprendimento volutamente, no, comparativo, guarda questo come ha fatto, prova. Ecco. Utilizzare le riscritture, per esempio, le riscritture dei testi, riscritture agendo sulla forma, e quindi sul lessico, e quindi sulla morfologia, è molto importante. Non so, riscrivi questo testo modificando i tempi verbali, dal presente al passato. Oppure riscrivi questo testo non utilizzando mai una parola che contiene la I, i famosi lipogrammi, ricordate i draghi locopei, no? Ecco. Che vantaggio ha? Che queste attività, per esempio, in che misura aiutano alla revisione? Beh, innanzitutto il testo non è mio, è di un altro. Testi brevi.
E poi isolo. È un processo di riscrittura che può avere anche un carattere giocoso e piacevole, perché siamo nella creatività. Usare gli ipogrammi poi è una cosa piacevole per i ragazzi, ma è un grosso sforzo a livello di ricerca di sinonimi oppure di locuzioni per non usare per esempio la parola che ha la I. Però io a livello di processo che cosa faccio? Che cosa incentivo? Incentivo per esempio una attenzione mirata ad un aspetto, che è quello stesso processo che poi l'allievo dovrebbe imparare via via a trasferire anche sui suoi testi. Con il vantaggio qui che lavorando su testi altrui, no, non c'è il problema di quel coinvolgimento emotivo sulla propria produzione. Non so se ho risposto, quindi è vero che l'errore ritorna, ma occorre ciclicamente riprendere i percorsi e affrontare il problema anche da altre prospettive. D'accordo? Poi, far leggere in classe i lavori agli allievi. Sicuramente è una modalità che dovrebbe procedere proprio in maniera rigorosa, no? Per cui non so, ogni volta l'insegnante leggerà 3 prodotti realizzati a casa. Ma come organizzare questo momento? Allora, in questo momento l'attenzione è chiaro che non va sull'ortografia, non va neanche sulla punteggiatura, perché a volte i ragazzi leggono con una certa espressività, ma non corrisponde ai segni di interpunzione che hanno utilizzato. Quindi vuol dire che questa è una modalità che mi serve, per esempio, per focalizzare forse errori morfologici, d'accordo? Ma sicuramente la coerenza e la coesione. Allora, abbiamo visto che un limite degli allievi è mancare di criteri. Allora i criteri li concordiamo in anticipo, no? Allora diciamo, attenzione, puntiamo sulla coerenza del testo, mettiamo a fuoco solo questo, concentratevi solo su questo. Cos'è la coerenza? Allora, la coerenza, i buchi, no? I salti informativi, la ridondanza, dico e ridico, la ripetizione, i passaggi, no? Troppo rapidi, senza spiegare, gli anacoluti, ma questa serie di errori, di punti critici, io glieli posso dare così teoricamente? Sì, ma anche forse sarebbe meglio di no, cioè dovrei far precedere delle attività su testi ad hoc in cui far notare, qui c'è un salto logico, allora come lo chiamiamo questo errore? Concordiamo insieme, vi ricordate la classificazione degli errori di cui avevamo parlato prima? Come lo definiamo questo errore? Lo sigliamo per esempio, no? Usiamo una sigla per individuarlo. L'anacoluto per esempio, cos'è? Vi dicono i ragazzi, no? È ostrogoto questo, invece è frequentissimo, ecco. Allora, lo vediamo in alcuni testi, che è proprio la frettolosità molte volte, no? È il framezzo, io parto, poi interrompo e procedo con un'altra struttura, d'accordo? Ecco. Allora, diamoci di questi criteri a priori. Allora, adesso le 3 persone che leggono oggi osserviamo come hanno gestito la coerenza del testo. Sappiamo, tiriamo fuori punti da osservare che possono essere punti di caduta e osserviamo su quello. Un'altra volta potremmo puntare, per esempio, sulla connessione del testo, no? Allora, che cos'è la connessione? Come si realizza la connessione? Questi testi sono frasi giustapposte oppure ci sono periodi legati fra di loro? E a livello di blocchi di discorso ci sono legamenti di discorso? Primo, secondo, terzo, oppure purtroppo, no? Tuttavia concludendo, ecco, questi sono i legamenti di discorso. E quindi, infatti, in maniera sistematica aiuta molto. Ma queste modalità
sono preparatorie anche per sensibilizzare l'allievo proprio agli interventi di tipo rielaborativo che incidono sulla revisione del testo. Allora, la revisione, scusate, che incidono interventi rielaborativi di revisione che incidono proprio sugli aspetti profondi, no? Quindi la coerenza, la coesione, l'ordine, l'organizzazione. E allora in questo caso gli interventi sono a monte, rispondo all'altra domanda, no? Quindi lavoro sulla pianificazione del testo, cioè do enfasi al momento della pianificazione del testo perché è lì che nasce il problema, no? Delle idee, delle ideazioni e del rapporto coerente fra le idee. E creo un momento di revisione, per esempio, dopo la pianificazione del testo, che non potrà essere affidata così al caso. Ci saranno dei momenti di pianificazione anche molto semplici, anche di macro pianificazione, anche di lista di idee, ecco. Poi creerò dei momenti in itinere mirati, perché i momenti in itinere sono soprattutto puntati sugli aspetti rielaborativi, non sugli aspetti formali. È chiaro che vedo anche l'aspetto formale perché è la veste, no? Dell'aspetto più profondo, diciamo. Però in itinere la revisione mira soprattutto sugli aspetti di profondità, fino a che arrivo a momenti finali di revisione in cui dedico una forma di lettura mirata solo per gli interventi di tipo legati alla coerenza e legati alla coesione del testo, blocco per blocco. Ecco perché non è soltanto il momento della restituzione dei compiti e della discussione sugli errori. Io sto parlando di una unità di apprendimento specifica dedicata alla revisione, che va iterata, perché in questa unità lavoro in una prima, focalizzerò alcuni aspetti, perché magari uso anche tipi di testo meno vincolanti. Ma man mano che vado oltre verso tipi di testo più vincolanti, ritornerò in maniera ciclica su unità dedicate alla revisione, unità specifiche dedicate alla revisione, sempre innestate al processo di scrittura, in cui chiaramente gli elementi da controllare saranno maggiori perché più complesso è il testo e più formali sono le sue strutture, più rigide sono le sue strutture. Non so se ho risposto. Non so se ho risposto. L'attività cooperativa vale sempre l'aiuto dei compagni, l'umiltà anche nell'aiuto, ma è un aspetto da osservare, no? L'uscita dall'egoismo, quello che dico io va bene, d'accordo? È così, che è lo stadio, diciamo così, del principiante, per arrivare poi al decentramento, alla disponibilità a discutere, al confronto. E questo nella scala, diciamo, della nostra matrice di cui adesso parleremo, va considerato e va osservato e valutato. Bene, ci sono altri quesiti? Sì. Allora, il primo, sì, riprendendo sempre gli spunti forniti dal gruppo della classe di Venezia, dunque, se può essere una strategia utile per far correggere il ragazzo nelle produzioni successive, fargli riscrivere un errore ortografico un numero di volte stabilito dall'insegnante. Deve essere una punizione. E invece un intervento di Padova poneva il discorso su il poco tempo a disposizione dell'insegnante che, essendo docente di lettere, insegnando più discipline, essendo oberato anche da altre cose, e la domanda era proprio se ridurre invece i contenuti della disciplina o come fare per gestire la mole di lavoro.
Allora, far riscrivere tante volte, diciamo, un errore, un aspetto ortografico, immagino, è un aspetto ortografico, potrebbe essere rischioso, perché l'allievo che già vive con fatica la revisione potrebbe pensare che è una punizione. In realtà noi dobbiamo confidare, essere accoglienti nei confronti dei ragazzi, cioè capire, e quindi trovare altre modalità. Per esempio, vorrà dire che se ci sono errori ortografici, fornirò dei testi con errori ortografici, vediamo se li trovi, no? Vediamo tu se li trovi, cioè creo il problema, cioè diventa un piccolo investigatore, diventa un correttore di bozze, no? Questa è la situazione che devo creare. La domanda del tempo, che è una domanda ricorrente e della complessità, allora rispondo anche così, colgo l'occasione di altri interventi di questo tipo dati in piattaforma. Molte sono le cose da insegnare, moltissime, ma noi dobbiamo entrare nella logica del curricolo, che è una logica, e ce lo dicono le indicazioni, ce lo dicono le linee guida, è stata la mia prima dichiarazione qui nel mio primo intervento, è una logica dei saperi essenziali, no? Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi pensiamo ad una scuola tradizionale, tanto si riusciva a fare, perché si riversava sui ragazzi, lasciando piccoli spazi esercitativi, ma si dava molto a livello teorico, senza poi andare a vedere l'uso delle conoscenze e delle abilità. Oggi invece ci dicono no, non è più, l'apprendimento non avviene così, no? Un apprendimento riempitivo, diciamo, svanisce di là a poco tempo. Occorre l'uso, occorre la consapevolezza. Questo investe tempo. Allora occorre fare quella selezione delle cose importanti che non è una selezione soggettiva, in base al gusto dell'insegnante, ma prima di tutto è guidata dalle indicazioni che sono costruite in termini di curricolo, anche di evoluzione, che ci invitano a individuare i nuclei fondanti della disciplina, perché su quelli lavorerò, perché saranno i miei punti di attenzione. Altri entreranno dalla finestra, si dedicherà meno spazio, o entreranno trattati più rapidamente. Su queste scelte, però, le scuole, nella loro autonomia, sono impegnate ad esprimersi, primo, con il curricolo d'istituto, secondo, con i dipartimenti, dove le scelte vengono condivise perché c'è una responsabilità formativa, ma anche normativa, non indifferente. Siamo a posto? Ecco, casomai, se qualcosa non è chiaro, riprendiamo. Allora, a questo punto, questa è una slide di passaggio, riassuntiva, no? Ma che mi permette anche di parlare ancora di grammatica. Allora, abbiamo detto scrittura innestata nel revisione, scusate, innestata nel processo di scrittura. Abbiamo detto ricorsività, iterazione degli approcci, varietà degli approcci. Abbiamo visto come noi stessi siamo chiamati in causa nel correggere gli elaborati in un certo modo per creare il dialogo di scrittura, così viene chiamato, l'importanza anche di una grammatica esplicita. Allora, grammatica esplicita, che cosa vuol dire? Io qui ho riportato il testo delle indicazioni,
La grammatica implicita è praticamente quella che l'allievo ha dentro di sé, che è costruito con l'uso, no? Ha costruito con l'uso. La grammatica esplicita è quando l'allievo viene portato gradualmente a focalizzare la regola, la forma. Il passaggio dall'implicito all'esplicito è mediato da processi di riflessione. Da processi di riflessione sulla lingua. Ancora, come guardare alla gradualità dell'apprendimento della riflessione sulla lingua? Come partire, per esempio? Qui ci sono poi grammatici studiosi come Landorno, come Bettoni, come Colombo, no? Che dicono, per esempio, partire dalla concretezza delle situazioni, dagli errori, da comunicazioni specifiche, creare ragionamenti intorno all'errore, come mai, perché, no? Reimpiegare la regola correttamente in altri testi, fornendo degli strumenti di consolidamento, andare poi alla sistematizzazione e quindi alla astrazione, no? Cioè, allora, ho capito, ho fatto, ho visto, ho riapplicato, la regola qual è? Allora, vedete il percorso induttivo dal caso, dal problema, fino al momento della astrazione e della generalizzazione, la regola, la grammatica esplicita. Addirittura Serianni, per esempio, propone di creare delle collaborazioni tra gli insegnanti di lingua italiana e di lingua straniera proprio su delle strutture, perché il confronto, il ragionare, no? Su certi aspetti comuni, su certe categorizzazioni comuni, è un aiuto visto da un'altra angolazione, no? Per affrontare il problema. Quale grammatica? Il documento delle indicazioni ci dice, e guardate che è molto importante quello che viene scritto, però occorre riflettere sopra, ci dice usando il modello grammaticale che l'insegnante ritiene opportuno. Allora, vuol dire che se io ho come modello grammaticale una grammatica normativa, mi affido in toto a quella? No, suggerirei di no, ma lo Duca prima di me lo ha detto, quindi io sono d'accordo con lei e con altri studiosi, d'accordo? Perché una grammatica normativa è una grammatica deduttiva, ti do la regola, esercizio, 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 la impari. Questo è non salvaguarda quei processi invece di riflessione e di percorso dall'applicazione al transfer, alla generalizzazione, che sono molto importanti per formare la competenza. Soprattutto in un processo deduttivo l'allievo non capisce perché si fa grammatica, cioè gli è più difficile capire perché non ne vede l'immediata spendibilità. Processo deduttivo o induttivo? Punto di domanda. Riprendo anche il problema del tempo. Allora è chiaro che per certi passaggi posso anche procedere in maniera deduttiva. Questa è la regola, esercizio, esercizio, esercizio e vai. Ma per certi momenti cruciali della revisione, per certi aspetti cruciali, vale la pena ricorrere al percorso induttivo, quindi i casi, la problematizzazione, il ragionamento, la ricerca del corretto costrutto, l'impiego del costrutto corretto in altri casi, fino alla sistemazione della regola che ho trovato e alla formalizzazione. Spero di aver risposto alla collega che aveva chiesto, no, un suggerimento sulla grammatica. Bene. Andiamo allora alle attività, al compito autentico e alla matrice di revisione. Allora, io qui proprio guardatela, percepitela così nella sua globalità. Creare un'unità di apprendimento destinata alla revisione specifica della revisione vuol dire provvedere ad organizzare i contesti, integrazione, interazione, revisione del testo per un'udienza reale. Vuol dire usare strategie
campi di intervento ridotti, apprendimento mirato alle procedure di revisione, tutte le cose che ci siamo dette in questa ora passata, no? Controllo nei diversi momenti del processo, alla fine della pianificazione per esempio, per poi riprendere, no? Controllo del testo nell'immediato ma anche a distanza di tempo per riuscire a vedere meglio, per distanziarsi, strategie di lettura diversificate, no? Strumenti importanti, griglie per riconoscere l'errore durante, in itinere, griglie alla fine, assolutamente costruzione di una scheda personalizzata di ricerca dell'errore. Come si fa? Si costruisce nel tempo, è qualcosa in fieri. Allora, si parte dalla produzione degli allievi, anche dopo una restituzione dei compiti. Allora, vediamo gli errori di ortografia. Chi ha nel suo compito la sigla O? Perché l'insegnante ha utilizzato la classificazione, cioè di richiamare l'errore con un simbolo, con una sigla. Allora, andiamo a vedere quanti sono, di che tipo sono, organizziamoli, no? Ecco, allora, tu quanti errori hai fatto di ortografia? Di che tipo? Perché? Come mai? Vai a vedere. La volta prossima rivediamoci, no? Sei migliorato? Hai utilizzato la tua scheda promemoria come la coscienza che ti parla e ti dice attento, d'accordo? Ecco. E quindi questa scheda va a incrementazione man mano che andiamo ad allargare la nostra ottica di revisione. E questo è un elemento molto forte e anche direi molto efficace. Usare la videoscrittura nelle scuole è un obiettivo. Nel traguardo di scrittura è un obiettivo. Nelle scuole viene trascurato. Perché si dice, va bene, è la produzione del testo. No, signori miei, perché usare la videoscrittura vuol dire, innanzitutto, dare una struttura diversa al testo. Incidere moltissimo sulla sintassi, non bisogna fare periodi lunghi, bisogna fare pezzi brevi, perché a video ci si distrae. Non schermate a scorrimento troppo lungo, quindi essenziali. No? C'è l'uso dell'evidenziazione, delle parole calde sui punti cruciali del testo. Queste sono tutte modalità che mi aiutano a lavorare sugli aspetti profondi del testo. E ritorno a rispondere con questo altro pezzo alla domanda di Franco Prandin, d'accordo? Ma anche l'uso, per esempio, delle funzioni di Word mi permette sicuro di andare a vedere, per esempio, non so, il lessico, di andare a vedere i suggerimenti di correzione che mi dà il testo. Quindi questo è la voce esterna, no? È quella interazione che io realizzo in maniera virtuale con il computer. Riprendo rapidissimamente questo discorso della revisione del testo. 2 sono i modi per rivedere il testo: il modo diretto, io rilevo, cioè segno e non dico niente. Classifico, segno e do convenzione con gli allievi una classificazione degli errori con delle sigle in modo che loro sappiano qual è il punto debole, oppure posso proporre delle soluzioni. Questa è una modalità, può essere utilizzata, ma non deve essere sempre utilizzata. Nell'ambito di una revisione specifica va molto bene la modalità indiretta, per cui l'insegnante interviene sicuramente classificando e poi difficilmente dando le soluzioni, ma creando proprio un dialogo scritto con l'allievo, con domande, con sollecitazioni, con inviti ad approfondire, con rinvii a testi, vai a vedere nel testo tale, nella scheda tale, nel punto tale, no? Con commenti, ma anche con apprezzamenti. Ecco, io in piattaforma ho messo un esempio di un lavoro realizzato da insegnanti in formazione che su un testo hanno adottato la modalità indiretta, va bene, e su cui poi si sono confrontati e hanno ragionato. Quindi è un esempio su cui anche voi potete confrontarmi, ma poi vi prego di intervenire in piattaforma. Langue, è troppo silenziosa quella piattaforma, dovrebbe essere un pullulare di interventi, vi prego.
Naturalmente possiamo utilizzare anche in maniera integrata queste due modalità. Va bene, su questo posso anche andare veloce perché immagino che sia prassi vostra. Abbiamo detto modificare aspetti morfologici, togliere dati, migliorare il lessico, cioè vuol dire che io miro solo su quello. Miro solo su quello. Perché? Perché troppe cose non si vedono, l'allievo non le vede. Dall'altro lato, colmare lacune, ecco un'altra modalità di esercizi per lavorare sulla coerenza e sulla coesione. Cambiare il punto di vista, prendere un testo lungo, tagliarlo a blocchi e titolare, sono tutte attività, no, di sostegno, di supporto. Ebbene, immaginiamo di concludere questa unità di apprendimento mirata con questa serie di sollecitazioni variate, vedete che incidono quasi in maniera sistemica, no? Con un compito autentico che ho preso da una terza media che sto seguendo in una sperimentazione nell'ottica dell'accompagnamento alle indicazioni. Questa insegnante, questa scuola, questa classe, assieme ad altre classi, stanno lavorando sulla realizzazione di una iniziativa che dovrà essere pubblica nel quartiere e hanno deciso di lavorare sull'acqua e su questo argomento più insegnanti stanno lavorando con progetti vari. L'insegnante di lettere ha l'incarico di costruire un pieghevole che accompagnerà il momento pubblico. Però, e qui è un problema, per me è un problema, ma loro lo vivono anche bene in questa classe, io sono andata, lo vivono bene, cioè occorre scegliere il pieghevole. Allora il problema è qua, scegliere il pieghevole più eloquente. E attenzione, è un problema non mio, non del gruppo, ma della classe, perché quello rappresenterà la classe. Allora parto dal compito autentico, da una situazione reale, che mi porta ad un prodotto. Ripassiamo anche i criteri del compito autentico, le caratteristiche che deve avere. Lo scritto è destinato a lettori reali. Un particolare spazio verrà dato alla revisione, non ci devono essere errori. Allora, la prima consegna è realizzata così. Utilizzo una tecnica cooperativa di Kagan, le strutture di Kagan, vi consiglio di leggervele. Le tecniche, è chiaro che sono conosciute, meno male che siano conosciute, ma è il modo di utilizzarle che rende creativo un lavoro. Allora, questa tecnica di Kagan, le tecniche di Kagan sono tra l'altro molto brevi, possono essere utilizzate nell'arco di un'ora di lezione, no? Perché dobbiamo fare i conti con la campanella. Questa, per esempio, è la mappa nel mezzo. Allora, questa insegnante ha dato questa consegna. Voi avete studiato, avete fatto le vostre ricerche, avete approfondito l'argomento sull'acqua, quindi partite da una base di testuale già data, come se fosse una scrittura documentata, d'accordo? Quindi sgravo il momento delle ideazioni. Ok, allora ognuno di voi adesso fa il proprio progetto, divisi in gruppi da 4, no? Ognuno del gruppo fa il proprio progetto con una lista di idee su come intende organizzare il pieghevole. Ognuno lavora individualmente, in un tempo che viene assegnato. Colombo ci ricorda, per esempio, che nelle ricerche IEA-SAL, PIRS, che vi invito a controllare in rete perché sono molto significative con una serie di dati, di proposte pratiche, eccetera, eccetera, dice che vengono dati 20 minuti per certe produzioni, non le 2 ore. E quindi invita appunto alla brevità, no? E anche all'essenzialità. Ecco. Allora, alla fine gli allievi, dopo aver pianificato le loro idee, le mettono in comune, integrano delle parti, si rafforzano per parti che vengono magari ripetute, perché vuol dire che tutti pensiamo e siamo d'accordo sullo stesso punto, e le condividono scrivendole nello spazio centrale, nel mezzo.
Alla fine, quando abbiamo integrato, controlliamo la pianificazione del testo. Quindi separo, do enfasi a un momento di revisione in itinere. Alla fine, se siamo tutti d'accordo, quindi suddividiamo le parti, ognuno si prende una parte del pieghevole che sarà stato organizzato e strutturato in blocchi, ognuno dei 4 si prende una parte e darà la forma, la stesura, farà la stesura. Quindi un lavoro individuale. Tutto questo materiale va consegnato all'insegnante, questo e anche il successivo. Il successivo è dedicato alla revisione. Allora ognuno quindi ha scritto la sua piccola parte e comincia quindi la revisione, sempre nel gruppo, la revisione reciproca. Allora A e B lavorano insieme, D e C anche. Prima A legge a B, globalmente la sua piccola parte, e idem B. Poi si scambiano i lavori e c'è la correzione sul testo, l'intervento sul testo fatto come l'insegnante ha avvertito, prima su alcuni aspetti, poi su altri aspetti ancora, no? Quindi rileggi, rivedi, riprova, focalizza prima questo aspetto linguistico, quest'altro aspetto testuale, e quindi un tempo per sistemare il lavoro, alla fine assemblaggio delle parti e rilettura di nuovo globale per riassestare. Allora vedete la revisione ripresa, iterata, fatta in tempi che vengono assegnati. È molto importante assegnare dei tempi, un quarto d'ora, 10 minuti, d'accordo? Per non creare sbavature, per intensificare l'attenzione. E quindi rilettura complessiva, e tutto questo prodotto, assieme a quello di prima, viene dato all'insegnante, che ha modo così di osservare il lavoro del gruppo e il lavoro dell'individuo, e quindi creare la doppia valutazione. Alla fine, Gallery Tour, la scelta del pieghevole. Alla fine ogni gruppo ha strutturato il proprio pieghevole, quei 4-5 gruppi che si sono formati lo mettono a disposizione degli altri gruppi. Ci sarà un giro, no? Ogni gruppo gira sui banchi degli altri, legge il pieghevole dei compagni, lascia delle proprie annotazioni, dei feedback, ancora revisione e sistemazione finale, perché questo materiale uscirà dalla classe e è destinato a un uditorio, a dei lettori pubblici, e quindi sarà selezionato il pieghevole che è ritenuto più efficace, che ha avuto un numero maggiore di consensi. Ecco, questo è il lavoro. Tempi. Credo che ci vogliano circa 6 ore. Però un intervento di questo genere lascia segno? Lascia consapevolezza? Credo proprio di sì. Nulla vieta, anzi saremo obbligati a ripeterlo, per quel discorso di prima, no? Non è realistico pensare in una classe reale, con quei problemi, che l'insegnante abbia il tocco magico, per cui un suo intervento è risolutore. Abbiamo visto che non è così. Passiamo alla matrice. Se questo è il lavoro, come lo valutiamo? Ecco la matrice. Ne avevamo già fatto cenno la volta scorsa. Se dobbiamo valutare competenze e fare una valutazione autentica, che descrive quanto l'allievo è capace di applicare ciò che ha imparato e lo fa in maniera consapevole, io mi debbo riportare in questo strumento le componenti della competenza: cognitiva, operativo-aggentiva, metacognitiva, relazionale. Provate a pensare. Nel compito autentico che vi ho narrato, posso fare delle osservazioni, dei rilevamenti su queste componenti? Direi di sì. Quali sono gli indicatori? Quelli che avevamo dichiarato con i processi. Quindi a livello cognitivo, conoscere, io ho messo
conoscere regole, errori e regole. A livello operativo aggiuntivo, intervenire. A livello rielaborativo e a livello formale, in momenti diversi. Sul piano della metacognizione, autovalutarsi rispetto al prodotto e al processo. Ho applicato le operazioni di revisione, ho utilizzato gli strumenti e giustificare i propri interventi. Qui fa parte, questa parte sicuramente della autobiografia cognitiva che siamo chiamati a registrare. Linee guida, ho suggerito di rileggerle, vale la pena rileggerle perché magari di primo acchito possono anche sfuggire certe cose. Alla fine offrire e accettare in modo critico suggerimenti correttivi. Adesso si tratta di creare i livelli ed è la parte più difficile, la graduazione. Però noi abbiamo dei riferimenti che ci aiutano. Attenzione, dobbiamo uscire dall'ottica quantitativa. Hai fatto tanti errori, così e così, pochini, non ne hai fatto neanche uno. Non è questa l'ottica, è un'ottica di processo. Questa è la valutazione autentica. Allora, chi ci può aiutare per graduare? Andiamo a vedere la scheda di certificazione. La riconoscete, vero? La state già usando nelle scuole. Ecco, andiamo a vedere i criteri secondo i quali questi livelli sono stati costruiti. Livello iniziale, livello avanzato. Che cosa cambia? Allora, io ho riportato le stesse parole che prima avevo fatto vedere scritte in maniera lineare, le ho riportate nella tabella. E i criteri di complessificazione sono la difficoltà del compito, quindi da compiti semplici a compiti via via più complessi. La varietà delle situazioni da note a un po' nuove a nuove. L'uso, l'applicazione, l'uso di conoscenze e abilità fatto prima in maniera guidata e via via in maniera autonoma e con padronanza. La consapevolezza fatta, qui ci sono delle parti bianche, ma per esempio ci potrebbe essere un semplice riconoscimento delle cose che so. Potrebbe già essere una forma di consapevolezza, non nasce improvvisamente. La consapevolezza è graduale. Allora, vedete, anche la nostra matrice dovrà essere costruita rispettando questa logica. Questo è un altro strumento su cui non mi voglio soffermare più di tanto perché vi ho rimandato in piattaforma a dei materiali. Questo è costruito da Tessaro, che è il direttore scientifico del laboratorio RED, esperto in valutazione, e anche questo per noi è stato molto utile. Vedete quei verbi, sono verbi che sembrano quasi, come dire, spingerci a ragionare in termini di processo. Facciamo un esempio. Dunque, adesso non so come ingrandire qui. Leggete, riuscite a leggere? Com'è che faccio a ingrandire? No, non riesco a capire come. Forse questo? La barra sotto. Sì, ecco qua, non la vedevo. Questo lo chiudiamo. Ci vedete adesso? Eccola. Va bene, anche se non vediamo la 2 non ha importanza, teniamo pure fino alla 1 che è irrilevante, corrispondente all'avanzato della scheda. Allora, osservate per esempio l'operativo, no? L'indicatore per esempio operativo aggiuntivo. Il livello esordiente è quello, quindi il livello D, che corrisponde al livello D, quindi si muove in situazioni note. Che cosa può fare in termini operativi? Può imitare o può ripetere. Allora, un allievo che rivede il testo, che cosa può fare? Intervenire sul proprio testo in situazioni interattive o collaborative, però grazie al supporto esterno.
cioè l'insegnante che dice guarda che qui è sbagliato, qui devi fare così. D'accordo? Quindi esegue, e magari neanche per tutto, solo sugli aspetti superficiali. Che cosa farà invece chi personalizza, cioè il livello A1, cioè l'avanzato, rilevante, no? L'avanzato. Questo livello è quello che è in grado di personalizzare, di caratterizzare le sue azioni. Per esempio, sarà un allievo che adotta delle modalità variate di rilettura, per esempio. Oppure che vi viene a dire, professoressa, ho scoperto che, siccome faccio tanti errori di ortografia, che se io leggo il testo al contrario, riesco a trovarli di più. Beh, questa è una tecnica, la usiamo tutti da oggi in poi, d'accordo? Perché allora guardo proprio la scrittura della parola e mi libero da quella confusione che mi può creare il desiderio di seguire il filo del discorso. Ecco, allora vedete come i verbi, no, aiutano, quindi il ragazzo che lavora a questo livello è quello che sa personalizzare, che sa caratterizzare la sua modalità di azione sul testo. Vi inviterei in questo periodo a intervenire in piattaforma, apriremo lo spazio dedicato alla revisione e lì potete cominciare ex novo, non tornate nella piattaforma della lezione, nel forum della lezione numero 1, continuate con la lezione numero 2, anche se dovete fare osservazioni relative alla pianificazione, perché stiamo sempre parlando di processo di scrittura. Vi invito ad intervenire numerosi, per esempio anche ragionando su questo strumento. Non è, nessuno dice che sia facile. Attenzione, questo strumento non è mio. Cosa voglio dire con questa battuta? Che è uno strumento che va condiviso con l'allievo. I criteri della valutazione autentica sono la condivisione, la trasparenza e la triangolazione, che vuol dire che costruisco con gli allievi insieme questi indicatori durante la mia unità di apprendimento. Li condivido anche con le famiglie. È importante. Triangolo la valutazione. Quando prima mi facevate gli esempi, no? Facciamo leggere i ragazzi sulle loro produzioni. Non sarò io insegnante che dirò hai sbagliato questo non va, ma saremo noi, voi allievi, tu cosa pensi e confrontiamo le nostre osservazioni. È molto importante la auto e la co-valutazione, l'avevo detto già all'inizio, e questa è ciò che ci permette di sostanziare quella autobiografia cognitiva che ci viene richiesta dalle linee guida, che è una dimensione puramente metacognitiva, per cui io osserverò se il mio allievo, per esempio, a forza di rivedersi, eccetera, eccetera, sa soltanto riconoscere ciò che sa, oppure se sa anche svolgere, magari applicare meccanicamente, oppure se sa anche risolvere e spiegare perché, oppure se sa anche interpretare, cioè vedere come mai, fare degli altri esempi, eccetera, eccetera. Quindi vi invito a riprendere questo discorso nella vostra discussione in piattaforma. Vi invito ancora a leggere quelle parti sul significato di valutazione autentica, perché ci chiariscono, no? È un'ottica diversa, è un'ottica diversa. Sì, è complessa, nessuno ha detto che è semplice, bisogna pianificarla in anticipo e richiede più tempo, non solo in classe, ma anche da parte dell'insegnante nella sua progettazione, nonché nella documentazione, perché quando si certifica occorre documentare. Alla fine, e qui sto chiudendo, sto andando verso la chiusura, per esempio questo potrebbe essere un lavoro che ha fatto l'insegnante. Qui l'insegnante ha lavorato sullo scrivere come processo, quindi
si è segnato dopo una serie di unità di apprendimento, una grossa unità o addirittura un percorso, e l'allievo un livello B. Ha lavorato sul monologo, ha lavorato sulla comprensione, ha lavorato sull'argomentazione e ha messo in moto competenze diverse. Per cui questi sono le sue registrazioni, sono i livelli che ha raggiunto l'allievo. Adesso deve portare la sua valutazione in consiglio di classe per la certificazione. Esprimerà per ogni competenza del profilo, porterà una sintesi. Cosa dareste voi a questo allievo qua? Vediamo, in una scuola l'altro giorno mi hanno detto C. C vuol dire che si muove in situazioni appena un po' nuove, che tutto sommato sa usare conoscenze e abilità, non c'è molta consapevolezza. È un problema. Allora, se mi muovo solo su questi dati, difficilmente uscirò da questo inghippo. Dove devo andare a vedere? Andrò a vedere rispetto alla matrice, per esempio, rispetto ad altri interventi fatti, se l'allievo, per esempio, a livello metacognitivo, che è quello della riflessività, della consapevolezza, che come, no? Quali risposte mi dà? È chiaro che se mi dà risposte che si collocano sempre ad un livello C, no? Quindi non ha grande riflessività, d'accordo? Allora io vedete che non faccio una media e tantomeno una moda, ma faccio una interpretazione. Ragiono, tiro fuori una serie di dati che ho registrato, osservo le componenti della competenza, no? Quali sono quelli in cui lui risponde e quelli invece in cui risponde meno, ma in termini di competenza, cosa? E in base a questo deciderò. E potrò quindi andare a riempire il mio cartellone rispetto alle varie competenze che ho messo in gioco. Mi fermo qui. Buon lavoro e arrivederci in piattaforma, a meno che non ci siano delle domande in arrivo, mi pare di sì. Ah, bene. Allora, velocissimamente si torna un po' a monte, non si parla né di matrici né di compiti autentici, ma quale importanza la lettura di testi fondativi di qualità, pensiamo a brani d'autore, nel potenziare le abilità di scrittura e quindi anche di revisione? E la domanda è, quindi leggere bene aiuta a scrivere bene? Mi pare che abbiamo già risposto sì, un po'. È vero, attenzione. È vero, è molto importante, anzi su questi testi vale la pena, oltre che leggere, scoprire le strutture, i trucchi del mestiere di chi sa scrivere, per esempio. Quali strategie ha utilizzato l'autore per creare questo effetto che ci piace tanto, no? Quel lessico, per esempio, ha usato delle analogie, ecco. Quindi imparare, e io dico sempre imitare, trascrivete le cose che vi colpiscono di più. Allora vedete che è un leggere finalizzato alla scrittura, no? Cioè non è un leggere per il piacere di leggere, un leggere per fare un esercizio di lettura, usare le strategie di lettura, ma per carpire, per impadronirsi. E ancora usare testi per la riscrittura. Riscritture non solo sul piano formale, quindi a livello lessicale, eccetera, ma anche sul piano profondo. Riscrivi i seguiti, aggiungi degli inserti, per esempio, combina due storie insieme, scrivi gli anticipi della storia. Tutte attività che mi permettono, rispondo sempre alla domanda, con altre attività, no, di intervenire sulla coerenza e sulla coesione. Quindi è molto importante. Bene, chiudiamo. C'è qualche altra domanda qui da Venezia? Qualche perplessità? Prego. Ecco che arriva il microfono, vogliamo il microfono? Sul rapporto su lettura-scrittura. Sì. Quanto invece il piacere di leggere, quindi leggere fine a se stesso, il leggere,
leggere narrativa influisce sulla scrittura, o quanto invece l'esercizio di scrittura, cioè paragonato all'esercizio di scrittura. Se io leggo per il piacere di leggere, per piacere, lasciatemi godere. Sì. D'accordo? Però c'è sempre la teoria, ma se leggi tanto imparerai a scrivere bene. Allora, l'apprendimento avverrà per osmosi, per il gusto. Mi ha colpito questo, no? Quindi sicuramente serve, però se io leggo per il piacere di leggere, affronterò poi con i miei allievi il discorso, quale passo ti è piaciuto di più? Per esempio, creando percorsi di lettura in classe, ogni mese un libro e quindi momenti poi di discussione sui libri. Ogni volta un focus, no? Un focus potrebbe essere i passi che ti hanno emozionato di più per come sono scritti. Però allora è il piacere della lettura che fa la parte del leone, ma tacitamente, no? Si crea anche una riflessione su certe espressioni, certe modalità, certe aperture, no? Imparo l'apertura in medias res, per esempio, no? E ai miei allievi piaceva moltissimo questa apertura in medias res, allora la utilizziamo anche noi. Però, ecco, viene sempre come un piacere prima, no? Tutto serve, occorre pilotare e non gravare, perché se sto lavorando sul gusto della lettura e sulla scoperta dei trucchi del mestiere, no? Non posso, diciamo, tormentare con poi la revisione del testo. Sarà un apprendimento per osmosi, pianificato nella mente dell'insegnante, chiaramente. Non so se ho risposto. C'era un'altra domanda. Ecco la collega. No, beh, è una cosa semplice, scusatemi, è semplicemente non ho ricevuto, vengo lì io, non ho ricevuto le credenziali via mail, quindi non ho potuto partecipare alla discussione. Magari dopo è bene che parli con Lucia Macaluso che ecco. gliele fornisce. E quindi non ho potuto seguire perché non ho ricevuto. Certo. Mi chiedevo però, visto che ho il microfono in mano, io odio i microfoni, però visto che ci siamo, come si concilia la valutazione delle competenze con i voti in numero che noi dobbiamo dare? Sono qualcosa di così diverso e così che fa quasi a pugni con quel tipo di valutazione lì. I ragazzi si abituano al 6, al 5, al 4, all'8, al 9. È difficilissimo poi trasportarlo lì, cioè se finché questa operazione la facciamo noi è un conto, noi siamo in grado di farla, ma i ragazzi no. Certo, è un percorso di educazione e di formazione che siamo chiamati a fare, prima di tutto anche di autoformazione, di autoeducazione, perché anche per noi è difficile, non dobbiamo avere paura di dichiarare questo, abituati come siamo, no? Da ragazzini ad essere valutati. Io prendevo anche 0 spaccato dalla mia maestra, d'accordo? E poi per burlarsi di me ci faceva pure le faccine, no? Ecco, ma era un'ottica punitiva. Sì, però l'idea della competenza, arrivo subito, l'idea della competenza è un'idea in progress, la competenza c'è, in germe e cresce. Intanto allora dobbiamo ragionare su questa visione positiva. È un'idea che noi abbiamo. Intanto questo è quello che a cui dobbiamo educare i ragazzi e i genitori, ma credo che i genitori siano già dalla nostra parte. Al limite, se proprio ci sono già delle circolari ministeriali che sollevano, che mettono a fuoco questa contraddizione, incoerenza, no? grossa, tra l'uso dei giudizi e l'uso dei voti, no? Le medie addirittura, l'esame di Stato, eccetera, eccetera. Eh sì, è tutto molto numerico, anche i registri sono costruiti in maniera numerica. I registri, per piacere, quello è editoria, ma che può anche tenuti aver a sbagliato. Ragioniamo con la nostra testa. Quello sì, ma siamo tenuti a Ragioniamo con la usarli. nostra testa. I registri li adottiamo noi, vuol dire che non li adotteremo registri che ci permettono di dare anche spazio alla riflessione. Il massimo che si può fare in un momento di transizione non è quello di stabilire per ogni livello della matrice valutativa un voto, per cui D è 4, 5, C è 6, 7,
7 e via dicendo. Questo è sbagliato. Questo era quello che si faceva ai nostri tempi quando ero ragazzina io, i voti erano A, B, C, D, A era automaticamente ottimo, B era automaticamente buono. È per questo che quella modalità, no, con le schede è poi stata superata, perché si era innestato lo stesso meccanismo. Esatto. Allora è un meccanismo in cui, attenzione, non dobbiamo cadere vittime del Gattopardo. Cioè, cambiamo per ritornare come prima. Non dobbiamo cadere vittime del Gattopardo. Penso che bisognerà modificare la valutazione dal Sicuro. numero, Il Ministero portare a dovrà qualcosa di pensarci, diverso. Il Ministero dovrà pensarci. Il massimo che possiamo fare, e credo ci stia pensando, perché anche nel seminario fatto dal laboratorio RED a ottobre qui a Venezia, l'ispettore Cerini aveva sollevato questa questione dicendo che il Ministero sta riflettendo su questo. Il massimo che possiamo fare in una via di transizione è lavorare fuori dei voti, ma al limite su dei punteggi. È quello il fatto che però poi siamo chiamati a mettere voti, quello voglio dire. Noi alla fine siamo chiamati a mettere voti numerici che fa pugni con il nostro ragionamento. Allora, quella è la difficoltà. Siccome dall'altro lato siete anche... Allora, prima di ogni cosa usate le matrici, procedete in maniera descrittiva, perché è una crescita per l'allievo, per le famiglie, per voi. I ragazzi finalmente capiscono dove sono e cosa possono fare per... Io quello che cerco di fare personalmente è di dare un enorme spazio alla correzione in classe. Quella è l'unica cosa che io riesco a fare, dare dei giudizi insieme al voto o dei punteggi insieme al voto che affianchino il voto, però poi alla fine devo mettere il voto, ahimè. Il voto, ahimè, cominciamo così. Nell'innovazione si può fare. Concordiamo, il voto, ahimè, sarà l'ultima spiaggia. Prima le descrizioni, prima i livelli, prima capire perché. La correzione in classe, eventualmente, eventualmente dei punti, dei livelli. Perché? Perché in quel livello tu vuol dire che non hai ragionato, per esempio, non sei riuscita a individuare il punto dove devi intervenire. Quello vuol dire, perché glielo descrivo. Allora il ragazzo sa che cosa vuol dire, qual è il suo punto di criticità, che cosa vuol dire un livello C, che non deve essere corrispondente a un voto. È mostruoso. Perché loro guardano il voto, le famiglie tutti guardano il voto, quello è fatto. Io credo per esperienza che una volta che ai genitori e ai ragazzi è stato spiegato, siano le persone meno resistenti. Invece sono convinta che gli insegnanti siano i più resistenti. Ho trovato genitori che mi hanno seguito in coro in questa idea. Bisogna che... Dei ragazzi che vedo anche nelle sperimentazioni, perché se parlassi dei miei allievi sarebbe autoreferenziale e non lo faccio, ma nelle sperimentazioni in cui vado in classe, nelle scuole, vedo che non si pongono questo problema. Bisognerebbe, allora sì, speriamo che cambi il sistema di valutazione in modo da non avere un doppio, perché qui abbiamo veramente una doppia direzione, certo, una schizofrenia. Il Ministero dovrà sicuramente provvedere. Grazie. Okay? Buon lavoro a tutti, grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie.